Per anticipato anche che a Proae di Se, alle Torbiere del Sebino, e parla con Sciurangelo Danesi, presidente di un'emerita associazione che non ricordo più, tra parentesi, la Schiribilla, esatto, e che ci dice un grande incendio e le sue osservazioni e le quali. Da che è qualche individuo che dà fuoco evidentemente perché qualcuno, cioè che dice ma l'autocombustione secondo me è galante del copino chi che la pensa, mentre invece che sicuramente o colposamente o apposta che dà fuoco, per cui il danno è stato provocato a proposito da mi è nascita per secondo il fiamme. Dopo le fiamme certamente le ha fatto un bel disastro, che i canei e le piante forse, i canei riprendono rapidamente, le piante punini bruciate, ma penso che gran problemi li che ne è mia. Mentre invece gli insetti, i muschi, i biuli, le larve, tutte queste cose che comunque fa parte della catena alimentare non ci sono più. Cioè questo incendio che ha disturbato un ecosistema di notevole importanza che di zona che a Proai, in queste torbiere, che è le più grandi penne della provincia di Brega, ma anche dell'Alta Italia, e è un danno insomma rilevante. Ma gli animali acquatici tornerai a Mochi? Sicuramente tornerà, i salterà in anno, forse anche 2 o 3, perché come dicevo prima i muschi, i biuli, i che ha più da mangiare, per cui venderanno anche queste robe le che è. E quindi però l'ambiente sicuramente le rigenera, però il diagno e comunque può anche essere che una qualche essenza, una qualche animale magari che era zarar scompare completamente, questo me sa mia però esattamente. No, che quello adesso è un esperto che guerria capire quel che ci dite. Dopo magari che smortoci il tarlo asiatico, che invece è un grande danno, l'anopoflora, diciamo, che il tarlo asiatico che invece sta distruggendo davvero le piante. È mai succeduto un disastro del genere che nelle torbiere? Purtroppo sì. Erano alcuni anni, un po' anche il bruciare mia, però comunque da fuoco a mo', anzi molti anni fa bruciava regolarmente. Poi dopo quando ho cominciato a diventare di proprietà del consorzio, ho cominciato un po' di norme e anche un po' di attenzione, perché una volta bruciava il demanio che diceva niente, io adesso le norme della riserva ma anche le norme sugli incendi sono abbastanza precise, per cui te becco che paghi. Allora è per dire che l'ignoranza la capura né del fuoco né delle leggi. Insomma, da giudicare queste persone lo mio, anche perché lo mio anche fa parte completamente dell'umanità. E ringrazio Sciurangelo Danesi per la disponibilità che ha raccontato di questo grandissimo incendio che ha le lame e delle lamette delle torbiere de Proae di Se, e vorrei di fare un piccolo appunto alla SET che purtroppo forse i pensa mia al dan che fa e l'estate all'aseto, e l'estate all'incurio o l'estate altre robe, ma più che oltre come hai potuto sentire dalla viva voce dei danesi che è stato l'incendio che era abbastanza doloso, insomma, devo di capire. E pensi che Anannacci è per me Anannacci perché distrugge il nostro patrimonio del turismo ma fa più, della uragan harà più, e per cui è col cul en del hack, come dice i francesi. È lì di più che la notizia che è così disastrosa, arde terra in tavola, che è il sottotitolo, e a dire che vedrei che gadittate di quelle robe, le torbiere e l'incendio, che capirei anche oltre che la maleducazione la finisce più. Ve da TG Pot alle dalle torbiere del Proae di Se. Arrivederci.